Amici bellini, Rocchi risponde, Mariani parla del rigore, Conte a rischio deferimento, ma l'analisi, perché questa partita è da mal di testa a livello di analisi tattica, quindi cominciamo. Eh sì, stavo facendo una ricerca sugli sfoghi di Conte, perché poi non è la prima volta, lo faceva con la Juve, lo ha fatto con l'Inter, e stavo cercando se in passato... Angelo Laventura, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Se non ci conosciamo, piacere, io sono Valerio Fluido e mi diverto specialmente con l'analisi tattica. Poi capitano delle cose che vanno analizzate di cronaca, come per esempio questo fatto. Dice Rocchi, sì, dobbiamo stare più attenti, però non ci piacciono certe parole, eccetera, eccetera. Quindi stavo cercando, volevate rubare, io poi mi metto a fare l'analisi tattica, quindi non diventerò mai virale. C'era questo sfogo di Conte post Parma Juventus, era uno sfogo arbitrale, e lui diceva: ma è mai possibile? Noi stiamo sempre in attacco, non ci danno mai un rigore, non è possibile. Sfogo epico. A Conte non tornano i conti. Questo era il 16 febbraio 2012 e poi c'è stato sostegno al tecnico, perché la Juventus intervenì. Ma poi vediamo come va a finire questo campionato, perché purtroppo il calcio sarebbe bello, no? Se fosse solamente tattico, ma il campo è uno degli elementi del calcio. Ci sono le schermaglie politiche, certe dichiarazioni che poi ti portano a... Ma andiamo con ordine. Il Napoli che si mette uomo su uomo, non l'ha mai fatto così smaccatamente in campionato, quindi la prima cosa da sottolineare è che Conte ci fa vedere un'altra cosa diversa per contrapporsi all'Inter, ed è una tattica molto molto rischiosa, quindi dimostra coraggio, perché l'Inter muove le pedine in continuazione e non lo fa solo con noi, lo fa con tutti. Il Napoli decide di schierarsi, in questo caso è un 4-5-1, se vogliamo parlare di fase difensiva, con Politano che non viene a raddoppiare su Di Marco ma che deve rimanere su Bastoni. Questa è la prima cosa importante, e il Napoli parte forte. Già al 12° vediamo le contrapposizioni ed il pressing alto, con per esempio Kvara che deve andare forte su Pavard. Altra contrapposizione deve essere McTominay su Barella, poi zoomiamo su Gilmour e Çalhanoğlu. Qui addirittura Acerbi viene fuori perché Lukaku è portato a continuare il pressing sul portiere, il che ci sta, quindi viene fuori Acerbi. E l'altra contrapposizione che è Politano su Bastoni, e qua il pressing del Napoli funziona. Vabbè, ovviamente Anghissà con Mkhitaryan, e questo sarà un tema, e già da qui si vede moltissimo, e da questo primo pressing il Napoli recupera palla, poi non sviluppa, però già mettiamo le cose in chiaro. Poi facendo le immagini delle analisi e rivedendo la partita ho ritrovato un altro fuorigioco nettissimo che non viene chiamato, in questo caso buona uscita di Meret alta, questi si chiamano, magari hanno lasciato correre perché il Napoli aveva recuperato il pallone. Ma l'intervento mirabolante di Buongiorno, che interviene proprio in extremis su una discesa di Pavard, perché una delle armi dell'Inter è far andare a turno tutti sappiamo, no? Da braccetto a braccetto, Acerbi che poi finirà al tiro, lo stesso Pavard si inserisce, quindi riempiono l'area con tantissimi uomini, hanno il coraggio di lasciare anche degli spazi, tanto tu devi stare attento a non prenderle, quindi è difficile fare contropiede all'Inter. Insomma, qua fa un intervento Buongiorno che salva il risultato e gli dà quella fiducia, sempre più fiducia nei suoi mezzi. Poi qui andiamo nelle percentuali di scelte che ci aiuta a valutare con la machine learning, l'intelligenza artificiale di AI Shed. Come se mi chiedessero: ma hai portato a casa quella cosa? No, l'ho toccata, poi non me ne sono accorto e casualmente sì, l'ho portata a casa o non l'ho portata a casa, me ne sono appropriato o non me ne sono appropriato, come se dicessi domani mattina piove ma forse ci sarà il sole. Degli amici Giovanni e Giuliano Iannone. Questo è quando Lukaku recupera palla, errore di Çalhanoğlu anche grave, gli consegna proprio il pallone, Lukaku avanza e qui punterà a questo filtrante per Kvara, che però era un pochino troppo lontano
e si vedrà dalla prossima inquadratura. Una delle possibilità poteva essere con una magia, perché sarebbe servita una magia assoluta. Qua Lukaku fa un colpo di tacco, sapete quei colpi di tacco così proprio col mancino, e dà la palla qua a Politano, che in questo momento è rimasto solo. Qua sarebbe stato il non plus ultra. Oppure, sempre però scomodando Messi, uno scavetto di mancino per darla sulla corsa di Kvara. Invece farà una cosa comunque non banale, il passaggio rasoterra tra i due difensori, però Acerbi fa un grande recupero. Comunque era un'azione da max gain alto, si arriva a 1.1, il tiro da lì non è proprio considerato. Io un paio di volte in reaction ho detto tira, si può tirare da là, siamo lontanissimi, c'hai i difensori davanti e Sommer vede partire il tiro, quindi non era proprio il caso. Però potevi portare un po' palla, potevi portare palla in aria, tentare il dribble, probabilmente portare ancora un po' palla porta i difensori a fare altri movimenti, a perdere qualche metro, e magari Kvara può riavvicinarsi per avvicinarsi al pallone. Se Kvara riceve il pallone può portare palla in aria, non c'è possibilità di passaggio chiave perché sarebbe lui contro il portiere, quindi che passaggio chiave fai? Lei puoi portare palla in aria, puoi fare un passaggio semplice magari per Politano che sta arrivando, o addirittura tirare. Ma non era male l'idea Politano, e avrebbe avuto un 80% di possibilità di portare palla in aria e quindi creare altri presupposti. Da questa inquadratura si vede molto bene che l'ideale sarebbe stato un passaggio così, ma non è nei piedi di Lukaku, tant'è vero che il belga farà questo passaggio qui e vedete che la distanza, Acerbi è in velocità, Kvara sta cercando di stringere, ma Acerbi è più vicino e quindi interviene in scivolata per anticipare il georgiano. A me da qua mi verrebbe da dire ma tira una botta così, però mentre ti coordini ti ha chiuso Pavard, non si poteva. E qui vediamo l'imbarazzo che ti crea l'uomo su uomo quando poi l'Inter comincia a scompaginare e manda i centrali in aria. In questo caso c'è Acerbi che scarica su Di Marco e in questo caso c'è Politano su di lui, perché il Napoli sì è uomo su uomo, ma se Acerbi e Bastoni per esempio si scambiano e Acerbi diventa braccetto, non sempre puoi seguire a uomo e devi mantenere comunque la tua zona. È qui che si crea proprio il mal di testa generale dei giocatori in campo. Dopo vedremo uno screenshot importantissimo dove Politano dice ad Anghissà guarda, seguo io qua, tu guarda di là. Insomma, in questo caso vedete che c'è Anghissà senza un uomo che sta occupando la zona, però succede il patatrac, perché nel momento in cui la palla arriva a Barella, Anghissà tende ad andare a chiudere. Politano si è fermato e non ha seguito Acerbi, che si trova solissimo, e quindi si apre lo spazio per il filtrante rasoterra che porta Acerbi da solo a girarsi e a tirare, parata con i piedi di Garella Meret. Quindi in questo caso gli automatismi non hanno funzionato benissimo, ma anche perché l'Inter è una squadra fatta e finita che fa e disfa come vuole da parecchi anni, e lo stesso per me è capitato nell'occasione del gol di Çalhanoğlu. Ora si parlerà e si deve parlare della distanza tra Gilmour e Çalhanoğlu, però è un pochino banale raccontarla solo così, perché Gilmour doveva seguire Çalhanoğlu, devi seguire Çalhanoğlu. Già abbiamo visto con gli altri screenshot che dipende dai posizionamenti e dipende anche da come si intercambiano quelli dell'Inter. In questo caso la palla ce l'ha Bastoni, Politano lo guarda, Lukaku su Acerbi e Lukaku sta già indicando probabilmente Çalhanoğlu, perché Çalhanoğlu è un po' solo, c'è troppa distanza di Lorenzo a uomo su Di Marco, e qua abbiamo la chiave è il movimento che ha fatto Mkhitaryan, che io mi aspetto debba essere seguito da Anghissà. Anghissà però purtroppo si trova qui in aria a prendere uno in questo momento si sta attaccando a Lautaro. Perché? Perché Lautaro molto spesso ti viene a centrocampo e se viene in zona tua tu poi tendi a seguirlo. Quindi in questo caso c'è l'accoppiamento Thuram, buongiorno, Anghissà con Lautaro. Pavard è preso in questo momento da Olivera e non inquadrati ci sono Dumfries e Kvara, quindi anche Kvara sta facendo il suo lavoro lì. Sono senza uomini, e questo secondo me è grave, McTominay e Rachmani, quindi la presenza di Anghissà così basso mette in un imbarazzo terribile Gilmour, perché Gilmour sta
più vicino e deve coprire in teoria anche in questo caso anche il filtrante possibile per i militari, che è lo stesso filtrante che fa Barella per Acerbi poco prima, e quindi resta libero Çalhanoğlu. Nel momento in cui riceve palla Çalhanoğlu, Gilmour è allertato, fa la scelta di mollare Mkhitaryan e di andare a chiudere, ovviamente stando in mezzo non ce la fai, perché poi Çalhanoğlu si gira in un attimo e carica il tiro in un attimo. Però hai capito? McTominay che dice vai là, e chi ti stai pigliando tu, McTominay? Lukaku che dice vai là, e tutto quanto che se la pigliano con Gilmour, e ci sta anche chissà qua in mezzo all'aria che sta così, Kvara dall'altra parte, quindi si sono create delle contrapposizioni qui, e un Rahmani che però rimane da solo, che non ne ha nessuno. Di conseguenza, se Gilmour fosse stato più vicino in questo caso a Çalhanoğlu, Rahmani avrebbe dovuto poi coprire su Mkhitaryan in maniera molto più vicina, perché è troppo lontano, quindi se fosse arrivato poi il filtrante per Mkhitaryan avrebbe avuto la stessa opportunità di Acerbi di andare al tiro. Di conseguenza la frittata è fatta perché tu lo puoi anche concedere un tiro dalla distanza, magari non lo concedi a Çalhanoğlu, lo concedi a qualcuno, a un Barella che ci prova e non lo fa, però il tiro dalla distanza il portiere, se lo vede partire, deve avere la possibilità di pararlo, e su Meret abbiamo parlato ampiamente. D'altra parte, come bello Oriali, visto che stanno girando un po' di immagini del palleggio di Oliveira, proprio la mano sopra la palla, senza considerare il fatto del petto così, ho trovato questa immagine che pure è abbastanza HD, di Lautaro che cerca di togliergli proprio il pantaloncino partendo dalle stringhe, gli toglie il pantaloncino, non si può fare. Signori, parliamo di calcio, che è meglio, perché poi mi arrivano i commenti sul video di ieri e dici ti voglio ricordare che Oliveira, l'ho messo in copertina Oliveira, guardati il video e ti spiego delle cose, no, ti voglio ricordare che... mi ricorda niente, io guardo tutto, amico mio. Nel secondo tempo il Napoli lavora un pochino meno, secondo me, almeno da quanto abbia rivisto, un pochino meno sulle marcature a uomo e un pochino più di reparto e più di blocco. Poi ci sono delle sbavature, una delle sbavature arriva da McTominay, che ragazzi è importante perché segna, c'ha grande finalizzazione, però anche lui deve crescere, perché poi ci sono dei momenti in cui non è perfetto, e quindi sì, il più grande centrocampista della Serie A, mi dispiace, ma se lo chiedete a me, in questo momento il più grande centrocampista della Serie A non esiste, perché anche se dici Çalhanoğlu passa il pallone a Lukaku senza vedere, quindi chi è il più grande? Quello che ha dei grandi colpi o quello che è più continuo? E magari il più grande centrocampista della Serie A è Lobotka, nemmeno Çalhanoğlu, è più Lobotka che è più continuo. In questo caso la palla rimbalza sullo stinco di McTominay e finirà tra i piedi di Di Marco, che prenderà il palo. Questo era lo sviluppo di un calcio d'angolo, ecco perché Di Marco si trova in questa zona. Vi ho detto di Lobotka, benissimo, ma Lobotka perché non gioca? Non perché Conte è pazzo, ma perché non era al 100%, e purtroppo nell'azione che porta al rigore si vede il Lobotka non al 100%, che battaglia con Barella, si mette davanti al pallone, ma Barella gliela tocca, e in questo caso la palla rimbalza in questa zona. Anghissà cercherà di proteggerla dall'arrivo anche di Thuram e di Dumfries, e poi succede il frangiflutti, ma in questo caso è il Lobotka non al 100% che si fa soffiare palla. Ora qui lo vedete ampiamente, no? Cerco di mettermi io al centro, questo è il centro della porta, Meret sta un po' spostato di là e questo si vede a occhio nudo. Ora cosa vi voglio dire? Che magari questo posizionamento sul gattino Travel può essere anche che abbia spinto, non voglio dire che Meret hai sbagliato il posizionamento, può essere anche che questo posizionamento un po' sfalsato sulla sua sinistra spinga, convinca Çalhanoğlu a tirarla sul palo, dove poi Meret si butterà. Quindi potremmo anche parlare di una scelta magari psicologica, dico ti porto, faccio finta che non mi sono posizionato bene, ti porto a forzare a chiudere sul palo più lontano. Ma dobbiamo anche aggiungere che il tiro era fortissimo, e se Meret non ci arriva mai, se non prende il palo, e se prende o il palo interno o va in questa zona
così la palla sta già entrando. Questo ho diminuito il video a 0.25. Il pallone che fa così, Meret qua non ci arriva mai, però magari lo ha spinto all'errore. Però ho sentito qualcuno dire ma se non prende il palo Meret la para. No, falso, non dite il falso. Se non prende il palo c'è il palo interno, se poi dopo c'è il palo interno c'è la rete laterale, poi c'è un pochino più in là, poi c'è la zona dove ci sta la mano di Meret, poi la mano di Meret moscia e poi la prende, perché bisogna essere onestissimi nell'analisi e non inventarsi cose. Non è che se non prende il palo la Meret l'ha parata, perché ci arriva molto tardi su questo pallone. Una sbavatura la fa anche Buongiorno qua nel chiudere su Lautaro, scrambled eggs, insomma non si capisce niente, e Buongiorno allontana il pallone alla bene meglio, lo allontanerà sui piedi di Barella, e qua Meret fa per me una grande parata, perché Barella finta il tiro col destro, manda al bar il primo marcatore e tira di sinistro un pallone non angolatissimo ma che si infila in mezzo a tanti uomini e tante figure. E qua è difficile vederla partire per Meret, quindi qua è istinto e parata secondo me importante, non è angolatissima, non è una palla che è imprendibile, però non la vedi partire, e quindi per me questa è molto più importante ed è molto più difficile di altre parate che ha fatto, quelle basse, quella di piede, così, dove istintivamente ti stanno, diciamo, quasi colpendo, invece questa qua no. Nonostante non fosse angolata, è molto forte. Sono girati tutti i video di Zielinski con Kvara che si abbracciano. Vabbè, l'ho postati sugli altri social piccoli. Qua vediamo Mazzocchi che si fa un sacco di risate. Chissà Zielinski se sta parlando. Milano, si stanno confrontando i ristoranti a Milano, e che Lukaku sarà anche esperto di tutto questo, e Mazzocchi ascolta. Insomma, questo è. E com'è bello Reali. Cosa darei per sapere cosa si dicono quando poi si abbracciano a fine partita, che non possono aspettare di dirselo negli spogliatoi. Se l'hanno ricercato, no, ma perché tu poi il dribbling hai visto, l'ho fatto io, il potenziale assist questa volta per Simeone, se Simeone non lo possiamo mai sapere. Comunque questi due si vogliono bene ed è bello vedere. Ma quello che non vi fanno vedere gli highlights è il mal di testa che ti fa venire l'Inter. Allora, in questo caso guardate la prima linea di pressing del Napoli, McTominay, perché c'è Barella qua, Gilmour su Çalhanoğlu e Lukaku, perché questo è Acerbi, Kvara su Pavard. Guardate come ha già scompaginato l'Inter al quarto minuto, perché se è studiato, no? Se vi prendono a uomo poi cominciate a ruotare e li mandiamo al manicomio. Quindi il Napoli che ha mantenuto, non si è slabbrato, ha cercato di mantenere, abbiamo limitato le possibilità d'attacco dell'Inter. Per me va sottolineato con grande positività. Non è facile, e l'Inter è una squadra fatta e finita e non era facile affrontare. Dopo un paio di minuti, Politano, Bastoni, in questo caso Kvara su Acerbi. Vedete come indicano le marcature. Questo è Çalhanoğlu, quindi c'è Gilmour vicino e Barella qui, quindi c'è ancora McTominay. In questo caso è scomparso Pavard, che è andato probabilmente dall'altra parte. Quindi Kvara in questo momento si sta prendendo un uomo nella sua zona. Mal di testa. Altra soluzione dell'Inter. Questa è clamorosa. Çalhanoğlu, quindi Gilmour, Acerbi, Lukaku. Barella è finito centrale con McTominay, Pavard e Kvara. E qui succede il fattaccio. Bastoni era finito centrocampista centrale nella zona di Anghissà. Politano lo segue perché lo deve seguire, ma deve dire: non ti prendere Bastoni, vatti a prendere Mkhitaryan, perché Mkhitaryan sta qua. Quindi Politano in questo momento sta dando delle indicazioni tattiche ad Anghissà, dice: me lo seguo io, continuo a seguire io Bastoni, ricordati quello che abbiamo studiato, tu segui Mkhitaryan. E poi qui l'altra soluzione, visto che Sommer coi piedi ci sa giocare, ci sarà un filtrante rasoterra per Lautaro che viene incontro, poi inseguito da Rachmani, credo, o da Buongiorno, che farà fallo per anticipare. Guardate quante contrapposizioni che poi cambiano continuamente e che ti mandano al manico. Questo è addirittura Mkhitaryan che si è abbassato a fare lui regia quando Gilmour veniva ad asfissiare Çalhanoğlu, e lo vediamo contrapposto qui. Si abbassa addirittura Mkhitaryan. Prima abbiamo visto Barella, poi si abbassa addirittura Mkhitaryan. Tra i due centrali sono Pavard qui in questo caso e Acerbi in questa zona che finisce in zona Anghissà, con Bastoni che si è avanzato fino a qua. Ragazzi, veramente, cioè
la possiamo banalizzare come volete voi, uomo su uomo, eccetera, eccetera. Conte si è solo difeso, Inzaghi non ha sviluppato. Oh, ma le guardate così le partite? Non lo so, qualcuno ve l'ha raccontata così la partita? Non lo so! Mi sto esaltando perché vedere tutte queste piccole cose non è da tutti. Mi posso autoesaltare per una volta. Lasciate il like. E infine vediamo come nel secondo tempo, secondo me, succede un po' di meno tutto questo, visto che loro continuano a cambiarsi di posizione. Il Napoli, mi piacerebbe chiederlo a Conte, si rimette con il 4-5-1. Addirittura questo è Bastoni che finisce terzino destro, questo è Çalhanoğlu che è centrocampista centrale, e questo è Acerbi terzino destro, Bastoni era terzino sinistro. Insomma, amici bellini, dopo lo sfogo di Conte del 2012, la Juve fece un comunicato ufficiale, esprime tutto l'appoggio all'allenatore, anche Pirlo e Nedved che si erano lamentati delle decisioni arbitrali. 5 partite incriminate, secondo Conte, il dossier, e fanno il dossier degli errori arbitrali secondo la Juve. Così questo campionato finisce, vedete il Conte un po' sta qua Conte. Questo campionato, perché Conte si lamentava perché stavano arrivando troppi pareggi, la Juve finisce con 15 pareggi, 23 vittorie, 0 sconfitte e vince il campionato a 84 punti, che potrebbe essere un pochino anche il punteggio di questo campionato qua, Potrebbe essere, vediamo chi lo farà. Ma insomma, vale la pena sottolineare che allo sfogo di Conte susseguì l'appoggio della società. Io non lo so se il Napoli appoggerà Conte in questo sfogo. So che De Laurentiis è andato a Los Angeles e prima di prendere delle decisioni del genere si deve chiedere a De Laurentiis. Non so nemmeno se è il caso, insomma, se il Napoli riesce a farlo, se ha la forza politica per sostenerlo, poi con dei comunicati fatti poi bene in questi casi, o finisci cornuto e mazziato come all'epoca di Ancelotti. Di conseguenza forse è meglio così. Le schermaglie verbali le lasciamo dove le dobbiamo lasciare, lasciamo fare a Conte che è abituato, gli piace anche forse prendersi un po' di opinioni addosso al riguardo, mentre l'analisi la facciamo noi e il resto dell'Italia perde tempo a parlare di altre cose. Signori, io direi che da New York Valerio Fluido è tutto, perché è venuto bello lungo. Io spero possiate apprezzare, il lavoro dietro è lungo e quindi il video poi esce lungo perché tutto quello che è non sono fiaschi che si abboffano. Lasciate un like se vi pa o se vi pare. E iscrivetevi al canale, ci saranno altri contenuti. Vabbè, è meglio che me ne vado perché non avremo più. Le pagelle, cretino. Meret 5,5, Di Lorenzo 6, Rachmani 6,5, Buongiorno 7, Olivera 6,5, Anghissà 5,5, Gilmour 5,5, McTominay 6,5, Politano 6, Lukaku 5,5, Kvara 6. Voglio dare 6 a Ngonghe che è entrato bene, peccato per Simeone, altrimenti se ne cadeva San Siro. Lasciare di una vita